11 agenti penitenziari arrestati a Trapani e altri 14 sospesi dal servizio accusati di violenze nei confronti dei detenuti. Alla Camera di Commercio incontro per aiutare le imprese agrigentine a crescere. Progetto Rupe Atenea, è chiamato così l'accordo che riguarda la caserma Angelone di Agrigento. L'azienda idrica di Agrigento completamente assente, impossibile comunicare a telefono. I 150 anni della Ferrovia dei Templi. Benvenuti su TVA Notizie. Come avete sentito nei titoli, arrestati a Trapani 11 agenti della polizia penitenziaria accusati di violenza nei confronti dei detenuti e altri 14 sospesi dal servizio. Vediamo. Terremoto giudiziario del carcere Pietro Cerulli di Trapani, 11 gli agenti arrestati, 46 invece le persone indagate. Si parla di torture, di abusi. Stamane il nucleo investigativo regionale della Polizia Penitenziaria di Palermo, con l'ausilio di alcuni reparti territoriali della Polizia Penitenziaria, degli istituti penitenziari del distretto siciliano e del PRAP Sicilia, coordinati del nucleo investigativo centrale, hanno dato esecuzione alla ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari e della misura interdittiva della sospensione dell'esercizio del pubblico ufficio emessa dal GIP del Tribunale Trapanese su richiesta della Procura della Repubblica di Trapani nei confronti di poliziotti penitenziari in servizio presso la casa circondariale di Trapani. Sono gravemente indiziati a vario titolo ed in concorso dei reati di tortura, abuso di autorità contro i detenuti, falso ideologico, calunnia, che sarebbero stati perpetrati nei confronti di persone detenute all'interno della medesima casa circondariale. L'odierno provvedimento cautelare disposto dall'autorità giudiziaria è frutto di una indagine corposissima già avviata nel mese di settembre 2021 e coordinata dalla Procura della Repubblica di Trapani. L'intera attività trae origine da presunte denunce effettuate dai detenuti ristretti nell'istituto penitenziario, i quali rappresentavano di aver subito maltrattamenti in luoghi privi di telecamere di sorveglianza. Incontro per le imprese agrigentine alla Camera di Commercio di Agrigento. Conoscere per crescere. Un aiuto per gli imprenditori. Arturo Cantella. Commissario, oggi un interessante incontro per le imprese agrigentine che vogliono avviare un percorso di internalizzazione delle proprie imprese attraverso l'esportazione. Insomma, sono a disposizione qui i tecnici, i dipendenti, i consulenti dell'assessorato alle attività produttive a loro disposizione. Sì, oggi assistiamo a un evento importantissimo, anche perché le imprese agrigentine hanno bisogno anche di queste iniziative per fare in modo di modernizzarsi in maniera da affrontare i mercati italiani ed esteri. Quindi ci daranno dei consigli e dei suggerimenti e la cosa importante è che restano a disposizione in futuro per eventuali consigli, eventuale assistenza tecnica per le nostre imprese. La Camera di Commercio, come sempre, farà da punto di riferimento per questi tipi di incontri e per quanto serve alle nostre imprese, in maniera di dare un servizio completo alle nostre attività produttive per far decollare finalmente questa nostra provincia. Oggi qui ad Agrigento per questa roadshow sulla internalizzazione delle imprese. Ecco, che tipo di consigli darete e quanto è importante per le aziende anche agrigentine avviare questo nuovo percorso, anche se è un po' difficile e complicato?
Ma io credo che per le imprese agrigentine l'incontro di oggi e il lavoro fatto in sinergia con la Camera di Commercio, Ufficio Sprint che rappresento, Assessorato regionale delle attività produttive della regione siciliana e le presenze degli strumenti di supporto all'internazionalizzazione, quali SACE, ICE e Simest, oggi presenti appunto al meeting che stiamo ponendo in essere, sia davvero fondamentale. E sia fondamentale perché oggi la crescente richiesta dei prodotti e delle aziende siciliane ci rende veramente protagonisti in tanti mercati e credo fortemente che ci siano tutte le possibilità, tutte le capacità e che quindi bisogna mettere in campo le giuste strategie per continuare a conquistare nuovi bacini di utenza e nuovi mercati. Quali consigli dare a un'azienda che si vuole iniziare a questo percorso? Ma innanzitutto il consiglio che possiamo dare è quello di contattare i nostri uffici alla mail sprint@regione.sicilia.it. Dopo di ciò è quella di incominciare un percorso di studio per poi passare ad un piano di attività, capendo quali sono e ci sono i molti strumenti che mettiamo a disposizione per poter rafforzare quel percorso che poi porta ad essere principali o interlocutori dei mercati esteri. Ecco, credo che oggi poi c'è un altro consiglio, cioè quello di avere dei prodotti assolutamente d'eccellenza, di coniugare la nostra imbattibile tradizione con la nostra geniale spesso innovazione, e questo è certamente il migliore consiglio, unito alla resilienza di un territorio che, non ci nascondiamo, io oggi sono venuto da Palermo e molte interruzioni sulla strada e si sta lavorando, che ha certamente degli svantaggi strutturali, ma che ha veramente un'enorme e straordinaria funzione caratteristica, che è quella della particolarità e della peculiarità con cui ogni cosa facciamo e che quindi anche con cui costruiamo aziende e prodotti. Approvato il rendiconto 2023, un risultato storico per la Regione. Arturo Cantella. Via libera del Governo regionale al rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023. Il documento contabile è stato presentato nella conferenza stampa a Palazzo D'Orleans dal Presidente della Regione Renato Schifani, dall'assessore all'economia Alessandro Dagnino, dal ragioniere generale Ignazio Tozzo, e certifica una riduzione delle passività per oltre 3,1 miliardi di euro a fronte dei 435 milioni previsti, superando così di gran lunga quanto inserito nel bilancio di previsione. Il documento finanziario fotografa una crescita degli investimenti del 44%, con più di 2,6 miliardi di euro erogati, numeri più che positivi dovuti in particolare alle maggiori entrate pari a 1,7 miliardi registrate in Sicilia grazie alla crescita economica e all'aumento del cofinanziamento statale sulla spesa sanitaria, e ai risparmi di circa 1,2 miliardi dovuti al contenimento della spesa delle partecipate e degli enti controllati, ai risparmi sulle locazioni passive, sul funzionamento degli uffici, sulle spese per l'energia elettrica per circa 200 milioni e alla rinegoziazione di 2,1 miliardi di mutui del MEF con Cassa Depositi e Prestiti. Le principali sono state una politica attenta, un aumento delle entrate fiscali, come diceva l'assessore win-win, cioè non sono state aumentate le tariffe, c'è gente che paga più tasse perché c'è gente che lavora in più, anche società, da un lato. Dall'altro lato la riduzione dei costi. La riduzione dei costi che abbiamo registrato, la rinegoziazione dei mutui, la riduzione dei fitti passivi, c'è una politica certosina che ha visto da un lato essere prudenti nella dilatazione della spesa e dall'altro lato puntare sulla crescita attraverso scelte coraggiose che abbiamo fatto. Il rendiconto ha consentito di realizzare questo importante obiettivo di ripianamento quasi totale, in larghissima parte del disavanzo, grazie al fatto che sono entrate, come è stato detto prima, sono aumentate notevolmente le entrate tributarie, quindi i cittadini lavorano di più, le imprese lavorano di più, guadagnano di più, a parità di pressione fiscale
aumenta il gettito delle entrate, ma dall'altro lato anche il sapiente utilizzo delle politiche di bilancio, cioè degli accantonamenti rigorosi che hanno consentito di coniugare, come ho sempre ribadito dall'inizio del mio insediamento, rigore e sviluppo, e anche delle politiche virtuose in tema di indebitamento. Il fondo cassa è un dato che dà evidenza di quella che è la solidità finanziaria di un ente, per cui avere dei bilanci in positivo e avere un fondo cassa non adeguato significa che il bilancio non ha delle grandezze reali, diciamo, sono delle stime sbagliate, mentre invece la solidità del fondo cassa è la vera solidità finanziaria che bisogna andare ad esaminare. Quindi la Regione sotto questo profilo è molto dotata finanziariamente, non ha necessità di ricorrere a indebitamento, e il fatto di poter contare su un fondo cassa è, come dire, l'indice della vitalità e della solidità delle finanze regionali. Si chiama Progetto Rupe Atenea e riguarda l'accordo tra Questura Demanio e Parco Archeologico Valle dei Templi. I particolari con Arturo Cantella. Un importante momento, questa firma di protocollo con l'ente parco e l'agenzia del Demanio per curare il sito, questi ritrovamenti che sono stati trovati. Sì, non mi limiterei solamente alla cura, perché dobbiamo considerare che questo è un patrimonio che non va semplicemente curato per se stesso, per il suo valore, ma il suo valore immenso viene moltiplicato nel momento in cui si mette a disposizione del pubblico. Deve essere questo lo spirito che ci ha guidato nello stipulare questo protocollo d'intesa di oggi tra l'Agenzia del Demanio, la Polizia di Stato e l'Ente Parco Valle dei Templi. Questo perché comunque noi vediamo la necessità che ogni manufatto, qualsiasi cosa che abbia un valore culturale, perché possa essere definito tale, deve essere aperto al pubblico inteso come pubblico del territorio, ma naturalmente in una terra vocata al turismo l'attenzione non può non andare a quella che è la proiezione turistica che anche questo sito potrà dare alla città e al territorio nel suo insieme, ma senza sottovalutare naturalmente l'elemento ancor più importante che è quello culturale, con l'apertura alle scuole per la fruizione del sito. Lo avete anche ben pulito, no? Sì, questo lo abbiamo pulito grazie anche all'aiuto di altri enti quali il Corpo Forestale, che veramente dobbiamo ringraziare per la grandissima attività di sostegno che ci ha dato. Direttore, quanto è importante questa valorizzazione di questo anfratto archeologico? È importante perché è un ulteriore tassello sulla offerta pubblica dei nostri beni archeologici. Quando ci è stato proposto abbiamo subito detto di sì, perché fa parte della nostra mission: tutela, conservazione e valorizzazione. E perché non valorizzare una parte dell'antico tessuto di Acragas? Lo facciamo qui in un'area importante, quella della Polizia di Stato, e quindi siamo felici di avere firmato un accordo con la Polizia di Stato e con l'Agenzia del Demanio per mettere in fruizione sia l'area, per poter permettere ai visitatori e soprattutto alle nostre attività di divulgazione fin dall'età scolastica, a tutti quelli che faranno parte di questo progetto di valorizzazione. Ecco, la vostra opera continua con la valorizzazione di altri siti, come lei diceva poco fa. Beh, questo scavo di oggi didattico parte in virtù delle somme assegnate a sostegno di Agrigento Capitale, parte in tutta la provincia. Infatti il parco gestisce l'intero patrimonio culturale della provincia, oggi parte a Lampedusa, parte nella Villa Romana di Punta Grande, parte anche a Licata e partirà anche ad Agrigento. Quanto è importante il ruolo dell'Agenzia del Demanio in questo protocollo firmato qui tra la Questura e il Parco per la salvaguardia di questa zona archeologica? L'Agenzia del Demanio, agenzia di Stato che in qualche modo rappresenta la proprietà di questo spazio, e attraverso questo protocollo esprime uno dei suoi obiettivi fondamentali, quello dell'apertura dei beni pubblici alla comunità, in un'ottica naturalmente di innovazione, in un'ottica
naturalmente di rigenerazione urbana, per cui secondo la concezione per cui i beni pubblici e gli immobili pubblici possono essere occasioni urbane, naturalmente noi riteniamo che queste iniziative sono iniziative assolutamente da perseguire. Gli immobili pubblici non si possono limitare a sviluppare funzioni istituzionali, ma quelle funzioni istituzionali devono andare ben oltre il servizio ordinario al cittadino, devono anche farsi carico della rappresentazione, della condivisione alla comunità dei valori che esprimono. Quindi in questo caso la città di Acragas, un pezzo della città di Acragas si apre alla comunità, si apre alla città, diventa partecipe di un processo culturale, soprattutto un processo di civilizzazione di questa terra. Laica completamente assente, nessuno risponde al telefono. Come dire, si salvi chi può. Laica di Agrigento non solo è sprovvista di un ufficio stampa che agevolerebbe sicuramente il rapporto con i cittadini, ma è impossibile parlare telefonicamente con gli operatori. Oggi abbiamo tentato ripetutamente di parlare con un addetto ai lavori stradali, componendo il numero 0922 44 15 39, per chiedere notizie sugli scavi in via Alessio Di Giovanni, dove dal 5 novembre esiste una recinzione senza vedere però gli operai. È come se la zona fosse stata abbandonata a se stessa, con il semaforo che a volte va in tilt. Insomma, si vorrebbero conoscere i tempi entro i quali Laica intenda concludere questi lavori e ripristinare la normale circolazione. Ma come dicevamo, nessuno risponde al telefono, se non il solito risponditore automatico assolutamente inutile. E dire che le telefonate, e di questo veniamo informati, vengono registrate per accertare la qualità del servizio reso all'utente. Ci chiediamo che tipo di qualità ci può essere in un servizio così carente, non solo dal punto di vista della comunicazione, un servizio carente al massimo e stressante abbastanza. E tutto questo è inaccettabile, perché Laica non può essere un'azienda inspiegabilmente assente. Ricordati i 150 anni della Ferrovia dei Templi alla presenza delle autorità, ci sono le interviste di Arturo Cantella. Sindaco, cosa rappresenta questa apertura della stazione a Porto Empedocle dopo tanti anni di chiusura? Rappresenta per la città un momento di riscatto e di ritorno allo sviluppo che aveva circa 50 anni fa. L'ho detto nell'intervento all'interno dell'immobile ristrutturato, questo rappresenta non solo l'inaugurazione di 150 anni dall'inizio del tratto Comitini-Porto Empedocle, ma rappresenta la riqualificazione di un'intera area, di un tratto di ferrovia che negli ultimi 40 anni è stato abbandonato e che oggi finalmente dà la possibilità a queste città, ma anche all'Interland, di avere, stiamo lavorando in tal senso, una metropolitana di superficie. La riqualificazione dell'intera zona rappresenta per noi e per la città il ritorno a quello che è stato negli anni passati lo sviluppo economico di questa città. C'è l'impegno da parte delle Ferrovie dello Stato di continuare su questo percorso. Noi siamo ben felici, visto che adesso iniziamo anche un percorso di crocieristico e quindi vi è la necessità di avere un collegamento snello, veloce e sentimentale, consentitemelo, verso la città di Agrigento. Quindi ringraziamo le Ferrovie dello Stato, ringraziamo tutti coloro che si sono adoperati per ripristinare questa parte di storia di questa città, ed oggi è la festa delle Ferrovie dello Stato, ma anche e soprattutto della città di Porto Empedocle. Dove nel vagone ristorante si possono mangiare le eccellenze siciliane, il treno si può fermare a Tempio a Vulcano e da lì a piedi, Giardino della Colimbetra e la Grande Valle, e io credo sia il modo più intelligente per fare un turismo sano ad Agrigento, dove si resta, si cammina lentamente, si dorme e si riparte, non nella stessa giornata. 150 anni L'azione di Porto Empedocle ha prima di tutto un vincolo, è un parco archeologico istituito dalla soprintendenza. I manufatti che vediamo sono tutti del 1870, anni successivi, quindi hanno un valore tale per cui chiunque 10 anni fa avrebbe visto erbacce,
muri cadenti, oggi vede pietra siciliana ravvivata, colori, tinte, insomma Porto Empedocle è tornata 2 volte, a centrale e a succursale, perché la nostra idea sarà quella un domani di lasciare i viaggiatori a succursale, da lì a piedi prendere un traghetto e andare alle isole. 150 anni è un traguardo importante. 150 anni sono la storia di un paese, soprattutto da Comitini all'allora Girgenti. 150 anni fa non c'era nulla, c'erano delle strade sterrate con dei muli, con dei cavalli e poi questa modernità divampante che era il treno. Ecco perché 1874 la Sicilia rispetto ad altri territori italiani aveva già la sua ferrovia e questo angolo terminale per noi della rete era importantissimo perché da qui partiva l'oro di quel tempo, lo zolfo, i prodotti minerari, insomma la ferrovia ha portato modernità e ricchezza nell'Ottocento ad Agrigento, io credo che possa portare quel turismo di qualità. Sono 150 anni, è una grande occasione soprattutto per il turismo. Certamente, diciamo, il turismo è il primo punto di riferimento per treni turistici italiani che rappresenta proprio il ramo specifico di Ferrovie dello Stato. Questo è una realizzazione, un recupero industriale importante che peraltro apre al territorio una struttura che era fatiscente, distrutta e che è stata recuperata con toni, diciamo così, ispirati alle origini, quindi c'è questa pietra caratteristica a terra, un recupero di tutte le parti lignee superficiali e sarà il punto di riferimento per esempio per i nuovi croceristi. Sappiamo che Porto Empedocle è diventato un punto di riferimento importante e dovrà incrementare la sua attività turistica. Ecco, noi potremo mettere a disposizione ovviamente questo collegamento, fare sì che possa essere utile per esempio per il collegamento con la Valle dei Templi e quindi anche soltanto la visita naturistica, diciamo così, di questo tragitto che noi facciamo può diventare veramente un punto di riferimento importante per tutto quanto il territorio e per rivitalizzare soprattutto una parte, un quadrante proprio della Sicilia che, diciamo così, andava un po' decadendo fondamentalmente. Quando c'è un recupero sicuramente lo sviluppo è garantito. Direttore, come stanno le ferrovie in Sicilia? Ma diciamo che c'è molto da fare, questa è una certezza assoluta, in particolare perché ragioniamo sul tema dei regionali che sono ovviamente una delicatezza e rappresentano il trasporto passeggeri. Noi in effetti stiamo soltanto dando una mano nel settore del turismo, che è un settore diverso dal trasporto passeggeri e quindi ci dedichiamo esclusivamente a questo e stiamo cercando di dare un segnale comunque importante su tutto quanto il quadrante della Sicilia, ma stiamo lavorando su tutta l'Italia. Devo dire che non abbiamo differenze tra nord e sud, ecco, abbiamo appena terminato il Milano-Nizza per esempio, che è stata un'altra struttura, un'infrastruttura molto importante che adesso collegherà fino a Cannes addirittura. All'Istituto King di Favara ha presentato il libro Polvere di gesso. Vediamo. Qual è l'emozione che ha suscitato presentare il libro, parlare di Polvere di gesso nella tua scuola dove poi è nato anche il libro? Sì, una grande emozione presentare Polvere di gesso dentro le mura della mia scuola che mi ha fatto crescere, mi ha formato, mi ha insegnato a lottare, a credere nei ragazzi e mi ha dato l'opportunità di svolgere il mio lavoro con impegno, passione ed amore. Oggi è un giorno particolare, un giorno che segnerò nel mio cuore perché presentare il libro di fronte ai propri alunni e di fronte ai docenti, i colleghi che tanto hanno contribuito anche insieme ai miei alunni alla stesura, diciamo, del libro, perché ho raccolto tanti aneddoti, tante frasi dedicate da parte dei ragazzi alla mia persona. Posso dire un grazie a questa scuola, un grazie ai ragazzi che sono stati ragazzi splendidi, ragazzi che mi hanno dato tanto amore, affetto e mi hanno insegnato cos'è la gratitudine. Io ritengo di aver
dato rispetto a quello che io ho ricevuto, ho dato poco, ma spero che quel poco che ho trasmesso a questi ragazzi possano aiutarli affinché possano, con spirito di sacrificio, lotta, impegno, raggiungere i propri sogni, e auguro a questi ragazzi di raggiungere i propri obiettivi e far sì che possano, con la loro caparbietà, il loro sacrificio, il rispetto che loro hanno per il prossimo, rendere questo mondo migliore. Nel suo intervento ha detto il professore Pullara è una persona che non passa inosservata, i suoi alunni sono stati fortunati ad averlo, e anche il Martin Luther King, che oggi ha deciso proprio di ospitare la presentazione del suo libro, di essere protagonista. Sì, oggi è una giornata importante per il Martin Luther King perché accogliamo uno scrittore nell'ambito del progetto Incontro con l'autore, ma uno scrittore che è stato pure un nostro docente. Per cui diciamo che è un valore aggiunto, un libro che tra l'altro è molto indirizzato ai nostri ragazzi, che è frutto in parte anche delle esperienze che il professore Pullara ha avuto con i suoi ragazzi, con i ragazzi del Martin Luther King, e vuole trasmettere loro l'amore per lo studio, l'amore per non tirarsi mai indietro di fronte a quelli che sono degli impegni che gli alunni devono sostenere, l'impegno di studiare, l'impegno della coerenza, l'impegno della perseveranza e l'impegno anche di dover essere responsabili e buoni alunni. Il professore Pullara ha prestato servizio per diversi anni in questa scuola e oggi vuole anche proseguire il suo percorso, proprio a testimonianza di questo amore per la ricerca, facendo questo dottorato che sicuramente gli farà raggiungere ulteriori obiettivi, e noi gli auguriamo di continuare sempre e di contribuire ulteriormente alla formazione dei ragazzi del nostro territorio. Alla presentazione del libro, a questo incontro dibattito su polvere di gesso, non è potuto mancare il sindaco di Favara, perché Giuseppe Pullara, possiamo dire, è un figlio di Favara, quindi una gran bella soddisfazione. Giuseppe è un figlio e un orgoglio della nostra città, lo conosco da tanto tempo, ci siamo sempre confrontati anche dal punto di vista professionale. Oggi presento un libro che è importantissimo perché soprattutto ai ragazzi dà una speranza. Ci sono delle difficoltà nella vita, ci sono a volte momenti in cui vorresti pure mollare perché ti senti vittima anche di bullismo, poi leggendo questo libro lo capirete, ma se hai la forza di volontà, se hai la famiglia dietro che ti supporta, puoi riuscire a superare qualsiasi prova. Antonella Gallo Carrabba, sociologa, presente a questo appuntamento al Martin Luther King, dove si è discusso sul libro Polvere di gesso. C'è un po' entrato anche il tema del bullismo, perché possiamo dire che il professore Pullara lo ha subito da un professore, avendo ripetuto gli esami per ben 28 volte di seguito. Sì, io ho centrato il mio intervento proprio sulla parola rispetto. Rispetto prevale in quasi tutte le pagine del libro di Polvere di gesso. Rispetto degli altri, ma soprattutto rispetto per se stessi, ed è appunto questa la molla che fa scaturire il riscatto, un'altra parola che inizia con R, quindi molto importante per Giuseppe, il riscatto per tutte le volte che subiamo un'angheria, che subiamo qualcuno che ci vuole bloccare. Ecco, rispettiamo noi stessi con rivincita con noi stessi verso gli altri, rispetto soprattutto nei confronti di chi ci sostiene. Polvere di gesso, io infatti ho paragonato il gesso, la polvere che ci si toglie proprio per far capire quando fuori devono venire i valori che ognuno di noi ha dentro e che spesso con la polvere manteniamo fermi, manteniamo all'oscuro. In realtà questi devono venire fuori per aiutarci proprio nella rivincita della vita. E ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzi, la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i monti con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Linea alla regia per la pubblicità, torniamo tra poco. Messina nella storia d'Italia, il ricordo dei moti rivoluzionari.
il servizio. Ricordare il 1 settembre 1847 come rivolta antiborbonica è importante perché non è un fatto puramente locale. Sappiamo che il Risorgimento poi ha avuto uno sviluppo a livello nazionale e quindi quella di Messina è una pagina particolarmente importante anche nel panorama generale. Il concorso che da 3 anni si rivolge alle scuole cittadine vuole aiutare a fare memoria di un evento che al di là del fatto storico ci consegna dei valori importanti anche per l'oggi. Quali sono questi valori? I valori della libertà, della lotta alla tirannia, dell'impegno verso gli altri, dell'apertura a culture, come dire, più democratiche. Questo è il valore, non è un chiudersi in una memoria storica e in qualche modo, come dire, vivere di nostalgia. Questo deve essere uno sprone. Per esempio pensiamo a Messina come punto di collegamento con l'Oriente. A Messina nasce il primo collegio dei Gesuiti con Ignazio di Loyola vivo, quindi evidentemente Messina veniva percepita come un luogo strategico di collegamento col mondo orientale. Ecco, riprendere alcune di queste istanze che la storia ci ha consegnato, io credo che sarebbe importante anche per il futuro di questa città. Non è solo un momento di storia importante da conoscere sui libri e da fare studiare a scuola all'università, credo che riguardi proprio oltre la sensibilità, un patrimonio che se si è consapevoli di averlo ti dà una energia, ti dà una risorsa in più anche per il futuro, per non appiattirsi anche sul presente, perché appiattirsi sul presente significa vedere soltanto le statistiche dell'oggi. Leggere il passato con tante belle pagine fatte di momenti importanti ma anche di personaggi importanti in questa città, ovviamente uno fra tutti Antonello, ma non solo, il più famoso. Spero veramente che questa semplice iniziativa che noi portiamo avanti da 6 anni possa stimolare altri a sviluppare questo ricordo, ripeto, non per chiudersi nel passato ma per rilanciare quei valori nel presente. Qualità della vita tra le città siciliane. A Messina spetta il 103° posto nella classifica del Sole 24 Ore, il servizio da Messina. È stata pubblicata la classifica sulla qualità della vita delle province italiane e dunque in quali si viva meglio, redatta anche per il 2024 da Italia Oggi e Ital Communications, in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma. 9 gli indicatori presi in esame per stilare la graduatoria finale: affari e lavoro, ambiente, salute, istruzione, sicurezza sociale, popolazione, reati e sicurezza, reddito e ricchezza. La città di Messina, pur salendo di 2 posizioni, si piazza al 103° posto su 107 per qualità della vita. Peggio fanno solo le altre siciliane Caltanissette e Agrigento. Messina però si piazza a sorpresa 22esima nella classifica riguardante la salute e 36esima a livello di sicurezza, pur perdendo 6 posizioni rispetto all'anno scorso. Male le categorie del lavoro, 150° posto, e ambiente, 102esima posizione. La ricerca è giunta alla sua 26esima edizione e purtroppo ancora una volta conferma il divario tra le province del centro-nord e quelle del sud e delle isole. Lo studio cerca di mettere in evidenza le città italiane che offrono le migliori condizioni di benessere ai propri abitanti. Quest'anno la qualità della vita in Italia è risultata buona o accettabile in 62 province su 107. Messina continua a far bene sotto la sua amministrazione, guadagna 2 punti in quelle che sono le classifiche nazionali per la qualità della vita. L'ho detto e lo ribadisco, non sono amante delle classifiche, però dei numeri sì. È una classifica che riguarda le province e quindi non le singole città, e quindi è un'aggregazione di dati. Prendere 2 punti in più rispetto a un percorso che si è avviato
4-5 anni fa, vuol dire che la strada che stiamo perseguendo è quella giusta. Io ricordo che circa 2 settimane fa è uscita un'importante classifica sul sistema ecosostenibile, abbiamo preso 23 punti in un anno. Allora quei 23 punti forse hanno giocato a tutta la città metropolitana per farci scalare la classifica di 2 punti, che ripeto non è una questione di meritocrazia ma di buon andamento di una macchina amministrativa che sta cambiando il volto della città. Ascoltiamo l'assessore ai lavori pubblici del comune di Castellammare del Golfo che parla del depuratore. Il depuratore di Castellammare del Golfo è un'opera che la città attende da decenni ed è un'opera che il Consiglio Comunale, che la Giunta Comunale vuole nel più breve tempo possibile. Per chiarire un po', magari c'è qualche voce che distrae il territorio. Il depuratore è anche sinonimo di sanità all'interno del nostro territorio. Stiamo lavorando perché quest'opera arrivi nel più breve tempo possibile. Mi riferisco ad una cantieriabilità del progetto che lo possiamo vedere nell'anno del 2025. Lo dico perché a seguito di diversi confronti avuti con il subcommissario Toto Cordaro, molto vicina a me politicamente, abbiamo posto sin da subito il problema della strada, quella che è già esistente, ed è quella che l'impianto di depurazione verrà costruito sotto quella strada e che per questioni di quote nel primo progetto, nel progetto iniziale, questa strada viene interrotta. La strada è prioritaria, il porto è prioritario tanto quanto il depuratore. La struttura commissariale a breve manderà una nota al sindaco per chiedere se c'è questa strada esistente, perché quando il sito del depuratore è stato individuato era un cantiere il porto, perché si stava facendo il primo lotto. La strada c'era, la strada c'è e la strada ci sarà. La strada deve rimanere. La fase Power ancora non è chiusa, rimarrà ancora in attesa di ultimi pareri. Crediamo, da quello che ci dice la struttura commissariale, da quello che ci dice la RUP del progetto dell'ingegnere Rosanna Grado, che a breve la fase Power possa concludersi. Credo che siamo l'unico comune del Golfo di Castellammare a non avere un impianto di depurazione. Le acque di quel depuratore possono essere riutilizzate per l'agricoltura. E parliamo oggi di crisi idrica, per lavare i piazzali e le strade. È un depuratore di 4ª generazione, rumori zero, inquinamento zero. Una struttura del genere, nonostante possa avere un impatto, perché tutte le grandi opere un impatto ce l'hanno, ma noi dalle cose che magari possono essere, lo metto tra virgolette, negative, noi possiamo creare quell'impatto che di negativo può avere, lo renderemo bello. Perché noi lo guarderemo con gli occhi dell'amore quell'impianto di depurazione, perché la città lo attende da tantissimi anni e noi stiamo facendo il possibile per realizzarlo. A Palazzo dei Normanni un convegno sul servizio sanitario regionale, nuove sfide per una sanità dinamica. Oggi capire come, se a livello regionale ci sono le condizioni per costituire un gruppo di progettazione che serva a supporto di tutte le aziende è la sfida che più ci interessa, proprio per fare un salto di qualità nell'impostazione. Questa è l'occasione per farlo. Come state lavorando per superare molte criticità che ci sono nell'ambito sanitario qui in Sicilia? Gli aspetti legati alle criticità fanno parte ovviamente delle nuove governance che si sono appena costituite, e lì ci sono delle indicazioni chiare, degli obiettivi definiti dalla Presidenza della Regione, che hanno come centralità intanto la risoluzione del problema delle liste di attesa, che poi è quello che è il sovraffollamento del pronto soccorso. Ovviamente sono 2 punte di iceberg che in qualche modo rappresentano quello che noi vediamo. Altre criticità sono sempre legate alla necessità di fare sistema in una complessità che è rappresentata dalla sanità, che deve essere affrontato ovviamente tutti insieme con una capacità di interlocuzione, soprattutto nelle aree metropolitane, che mette insieme le aziende ospedaliere con le aziende territoriali. L'obiettivo è quello di rafforzare la cultura progettuale, definire un cantiere nel quale sviluppare al meglio le progettualità. Oggi la presenza anche dell'Istituto Nazionale per le Povertà rappresenta una testimonianza concreta di un rapporto di collaborazione che aveva fra la Regione e il Ministero della Salute. Internazionalizzazione significa anche evidentemente ricerca, significa cooperazione internazionale. Sicilia è al centro del Mediterraneo e deve sviluppare al meglio le potenzialità di cui dispone.
Quanto è importante il contributo dell'intelligenza artificiale anche nell'ambito sanitario? Moltissimo, è un fenomeno che sta crescendo in maniera esponenziale e con tutti i rischi che tutto questo può comportare, perché se il sistema non è guidato, se il sistema non è controllato nel fornire i dati che devono essere poi elaborati, si rischiano di fare poi degli errori clamorosi. Ma, per esempio, nella diagnostica per immagini, il settore da cui provengo, oggi l'intelligenza artificiale sta raggiungendo un livello di sensibilità e specificità elevatissimi, il che può portare anche a una sostituzione fra 5, 7, 10 anni del componente umana. Restiamo in tema sanità. Dopo un lungo iter diventa operativa in Sicilia la figura dello psicologo di base, un servizio da Palermo. Dopo un lungo iter burocratico si può dire che diventa operativa, anche se siamo ancora ai primi passi, la figura dello psicologo di base. Sì, con la firma dei decreti della scorsa settimana diventa operativo quello che è il servizio di psicologia delle cure primarie, un servizio che dall'approvazione della legge lo scorso anno oggi comincia a muovere i primi passi nella vera attuazione di questo decreto stesso. Ora toccherà alle ASP bandire i singoli bandi per reclutare gli psicologi che andranno ad occuparsi del servizio delle cure primarie. All'interno delle singole ASP, quindi e delle aziende sanitarie provinciali, la popolazione potrà trovare quegli psicologi che potranno animare quello che è il servizio e potranno accedere attraverso una semplice ricetta fatta dal medico di medicina generale e così poter avere accesso a quello che è il primo grado di cura, che è quello proprio del sostegno psicologico iniziale che si può avere. E l'intento fondamentale è quello di intercettare i bisogni della popolazione, intercettare quei bisogni che altrimenti non potrebbero essere visti se non in una fase successiva di esplosione di una patologia, ad esempio. Molto spesso la frase che si dice lo psicologo costa troppo. Se dovessimo invertire il punto di vista, quanto gioca in questa situazione il fatto che gli stipendi molto spesso non siano adeguati e che la società appunto non offra gli strumenti per curarsi? Gli stipendi non sono adeguati a garantire la prestazione a cure private. Purtroppo ad oggi chi vuole avere un sostegno psicologico deve rivolgersi al privato, perché il pubblico non garantisce o non riesce a garantire quella che è la grandissima richiesta di psicologia che c'è al momento. Di conseguenza solamente chi può avere economicamente la facoltà di poter andare da uno psicologo privato potrà prendersi cura di sé, e questo a margine, a mio avviso, è una situazione veramente triste, è una situazione per cui le istituzioni e la politica in generale non riesce a rispondere, perché la cura psicologica è diventata un privilegio e non più un diritto, così come invece dovremmo essere. Viviamo in un'epoca digitale ed anche per ciò che concerne i servizi di psicologia si sono sempre diffuse queste piattaforme digitali. Le piattaforme digitali parlano semplicemente di un'epoca che si evolve e quindi anche le piattaforme diventano una modalità altra di affrontare e di gestire quella che è la cura psicologica delle persone. Quindi sia in presenza online, quello che fa la differenza è sicuramente il professionista e l'approccio che ogni professionista deve avere. È tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.